Solo un sondaggio per capire le manifestazioni di interesse che però, visto il peso dei protagonisti, si potrebbe trasformare presto nella concreta cessione a privati per 59 milioni di euro del 70% delle quote di Interporto Padova, che manterrebbe l'attività logistica ed edilizia con il controllo pubblico, ma costituirebbe una società ad hoc Intermodal Terminal Padova con un capitale di 85 mila euro per la gestione dello scalo intermodale. I conti però sono complessi perché una parte dell'incasso, 19 milioni, andrebbe a sanare debiti pregressi per investimenti e mutui che complessivamente ammontano a 77 milioni, con bilanci dell'ente però in costante miglioramento. 25 milioni sarebbero utilizzati per riqualificare la zona industriale, 15 distribuiti a Camera di Commercio, Comune e Provincia che sono soci di Interporto. All'indagine di mercato, come è stata definita, fatta per sondare eventuali interesse, hanno risposto in 4: PSA di Singapore, Loctainer italiana e ancora Contship italo-tedesca e Medlog, la società di logistica svizzera del gruppo MSC. Una risposta che ha fatto esultare di gioia i vertici dell'Interporto padovano dopo che le polemiche divampate in città per il timore non infondato di una perdita di controllo pubblico su un asset strategico per la città a fronte di obiettivi di cassa a breve visione parlano apertamente di una vittoria della linea Tosetto Greco, direttore e presidente rispettivamente di Interporto, in predicato il secondo di candidatura a sindaco per il centro-sinistra alle prossime elezioni. Al sondaggio hanno risposto 4 tra le primarie aziende mondiali a confermare l'interesse per una struttura sana, importante e che fa gola al mercato.